Infatti, allora abbiamo sentito appunto prima della pubblicità l'intervista al Presidente della Camera di Commercio Ziglio, quindi categorie economiche. Prima di rientrare in studio voglio avere altre due interviste, sempre perché ci danno un po' il punto di sentiment al Sottosegretario di Stato Barbara Degani, quindi sentiamola insieme, poi al Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, vediamole. Di Stato. Sottosegretario, una maggiore autonomia per il Veneto a seguito di un referendum, ipotizziamo positivo, cosa potrebbe comportare per il governo? Ma io credo che prima di parlare bisogna capire che cosa si intende per autonomia, perché se lei fa la domanda fuori tutti le dicono che vogliono maggiore autonomia, ma questo cosa significa? In che cosa consiste? Su che materie si sta trattando? A me piacerebbe che il quesito che viene posto ai veneti sia un quesito serio, cioè non vuoi maggiore autonomia che vuol dire tutto o non vuol dire niente, chiunque di noi vuole maggiore autonomia, ma per non rendere questo referendum vano bisognerebbe anche capire di che tipo di autonomia stiamo parlando e su che materie stiamo parlando. Non è ancora stato precisato, quindi la delega maggiore in quali ambiti potrebbe avere? Ma ci sono tantissimi ambiti, oltre a quelli previsti dalla Costituzione, potrebbe essere sulla parte che riguarda magari maggiormente alcuni temi che sono nell'ambito della competenza concorrente e che una buona amministrazione come quella che avviene in molti enti locali potrebbe trattenere presso sé. Su questo si può e si deve anche lavorare, però io credo che l'autonomia principe che chiede il Veneto sia quella fiscale. E sarebbe possibile secondo lei? No, una contrattazione va fatta una contrattazione seria con Roma, bisogna sedersi al tavolo e fare delle domande precise e pretendere delle risposte precise. La data non è ancora stata stabilita, però ci si avvicina a grandi passi a questo referendum. I cittadini non ne sono consci, consapevoli e non ne capiscono la portata. Qual è secondo la Regione? Beh, la portata è incommensurabile, perché è la prima volta che viene permesso ai veneti di esprimersi dopo 150 anni sul loro futuro. È un'applicazione di una legge regionale che ha già avuto il vaglio della Corte Costituzionale, quindi è una cosa assolutamente dentro tutti i crismi e i parametri di legge. È una cosa che noi applicheremo come Regione perché siamo convinti che la gente, il popolo veneto debba essere consultato su una cosa così importante. Cosa volete per il vostro futuro? Volete più autonomia? Volete una miglior gestione della cosa pubblica? Quindi su questo noi vogliamo sentire i veneti. E cosa vi aspettate da parte del governo che è in una fase comunque diciamo transeunte? Beh, noi non possiamo aspettare i problemi romani, il Veneto non può più aspettare appunto di essere legato con Lacci Lazzuoli a un sistema paese che non funziona, quindi è una spinta anche, diciamo, che stiamo dando uno stimolo al sistema paese, perché così com'è la cosa non può andare avanti. Potrebbe essere seguito da altre regioni, quindi temuto da parte dello Stato italiano? Ma io penso che non si debba mai temere di sentire la gente, quindi altri seguiranno, la Lombardia si sta muovendo, altri si stanno guardando, quindi secondo me quando si va a sentire il popolo non si sbaglia mai. Un referendum consultivo, ricordiamolo. È consultivo, però immaginatevi la forza che può avere una regione Veneto, una giunta regionale, un Presidente del Consiglio, il Presidente Zaia, che quando va a Roma con 3 milioni e mezzo di voti di cittadini veneti che dicono 4 milioni che voglio l'autonomia, il governo non può essere sordo. La prima materia a cui lei pensa qual è di delega? Beh, sicuramente l'istruzione scolastica, sicuramente la previdenza, perché riuscire a far sì che i programmi scolastici, le nostre scuole siano gestite in maniera migliore, guardiamo la buona scuola, i danni che ha fatto quest'anno, ed avere un sistema previdenziale legato veramente a chi ha lavorato, molti hanno lavorato appunto nel nostro territorio, è una cosa che sicuramente può dare certezze, sicurezze e anche guardare al futuro con ottimismo da parte dei nostri cittadini. Tanto il Sottosegretario di Stato quanto adesso il Presidente Ciambetti, parto da lei Zanetti, hanno toccato alcuni aspetti salienti di trattative si parla. Al convegno, tra l'altro, è stata l'occasione che la trattativa è entrata proprio in oggetto del contendere, in certo qual modo, cioè il Presidente del Governatore Zaia dice prima referendum e poi andiamo a trattare, forti di quello che diceva poi Ciambetti, molto forti di una partecipazione che si spera possa essere sostenuta. E poi naturalmente le deleghe, qui si accennava importanza della previdenza e della scuola. Io chiedo a lei, fattibilità di queste deleghe e in che termini una previdenza potrebbe essere oggetto di trattativa e secondo lei prima, dopo, c'è un rilievo di questo contendere, di questa discussione, evitando quel passaggio fulminante di cui ci diceva per l'avvocato Morosin,
difficile, sì, auspicabile come diceva Lendo Luciani, però difficile, quindi andare sostanzialmente a trattare, anche il sottosegretario diceva questo. Ho fatto un mio intervento di apertura parlando proprio la valenza si sposta sul piano della trattativa, della contrattualizzazione, termine che sembra quasi da anni 70, rispetto al risultato, al portato politico della dimensione del referendum consultivo. Il Presidente del Consiglio regionale credo che abbia detto esattamente in 3 parole il ragionamento forse leggermente più compiuto che ho fatto prima perché avevo più tempo, e cioè che quello diventerà lo strumento politico per andare a dire al governo centrale: su queste materie chiediamo di avere maggiore gestibilità della cosa pubblica che è nostra perché le risorse le incameriamo noi, e se comunque vi dobbiamo dare una gran parte a voi a livello di Stato centrale, l'altra parte la vogliamo stabilire noi e gestirla noi. Citava 2 materie, mica banali, no, l'istruzione, perché faceva un passaggio, il portato della buona scuola, della riforma della buona scuola è stato un disastro fallimentare. A me che capita di fare le trattative all'ufficio scolastico regionale sulle questioni per esempio delle graduatorie, delle dotazioni organiche, sulla questione della mobilità, sulla questione della gestione proprio dei plessi scolastici, quindi degli uffici provinciali, non le sto a dire che cosa vedo alla faccia della buona scuola, ma qui mi si passi una battuta, io penso che tutti qui, ogni volta che ormai sentiamo parlare di riforme, abbiamo l'orticaria, perché in questo paese per antonomasia il termine riforma significa che faccio qualche cosa per migliorare la situazione. Da noi invece... Da noi ogni volta che le fanno le riforme fanno i disastri. Mi viene in mente la riforma del mercato del lavoro, o Job Act, mi viene in mente la buona scuola, mi viene in mente la riforma fiscale. L'unica vera riforma fiscale che è stata fatta in questo paese nel 1973 la fece la Malfa, il repubblicano La Malfa. Dopo tutto quello che è arrivato dopo è stato un disastro, no? Ecco, si pensi alle cartolarizzazioni di Tremonti, per esempio, per dirne una. Ma tornando al merito, io penso che su queste 2 grandi materie, scuola, sanità e previdenza, gli spazi di azione per avere una maggiore... diventano spazi, sono spazi, i veneti direbbero vescei, cioè alla fine significa lasciare nel territorio veneto una grande quantità di risorse economiche, dipenderà ovviamente dalla capacità di trattare su questi argomenti, per fare tante cose. Questo significa niente di più e niente di meno. Lei poi faceva riferimento alla materia previdenziale, io non sono uno specialista della materia previdenziale, e quindi non le so rispondere esattamente in termini numerici quanto di quel portato può rimanere qui e in che misura, perché un po' farà parte della trattativa, un po' perché non ho onestamente i numeri complessivi della previdenza. Sull'aspetto fiscale noi siamo tra le regioni che contribuiscono maggiormente assieme alla Lombardia e assieme all'Emilia Romagna all'ingresso delle entrate nella pancia dello Stato. E quindi immaginare di fare una trattativa su questa materia per lasciare qualche risorsa in più, molte risorse in più, significa qualche miliardo di euro, insomma, e fa la differenza, ecco, insomma, no? Ecco. E poi mi chiedo, ma perché uno Stato centrale, lo chiedo a lei, Avvocato Morosini, politicamente, da politico, e lo chiedo anche a voi naturalmente, dovrebbe fare questa grande lauta concessione dal momento in cui appunto non è certo una Calabria che contribuisce, una Sicilia che anzi è... Posso fare una battuta, poi lascio subito la parola all'avvocato che risponderà, sono persuaso in maniera compiutissima, ma non lo farà, perché c'è una miopia terribile che ci ha investito da almeno 20 anni a questa parte, è che è quella di non pensare e guardare né al sistema paese con un'idea di sistema paese. 2, c'è un grande problema di carattere culturale, non si è capito cosa è successo nel mondo, lo citava prima, la grande globalizzazione che doveva essere la grande opportunità per dare a chi non aveva, no, qualche opportunità, è diventato togliere a chi qualcosa aveva per riportarlo alle condizioni di chi non aveva niente, ovviamente a vantaggio sappiamo bene di chi, e quindi io penso che lo Stato centrale non lo farà, e quindi ecco qui l'importanza, la rilevanza del risultato del portato referendario consultivo sarà quella di andare lì con 4 milioni di voti e dire guardate che basta, bisogna che o gestite meglio le risorse oppure ce ne dovete lasciare di più perché ce lo facciamo noi, la gestione, non c'è alternativa, ecco. Quello che dice il dottor Zanetti, attenzione, perché lo segnalava anche un bravo editorialista in questi giorni sui quotidiani veneti,
il fatto di quanti vanno a votare potrebbe essere mortale se non ci fosse una partecipazione mortale. Non dico mortale, quindi è un gioco estremamente delicato e pericoloso. No, ma ne parliamo per questo, perché non ci rendiamo conto della portata. Potrebbe essere al contrario un boomerang. Lei pensi che per me è una forzatura, per me e per il mio movimento, per Indipendenza Veneta, è una forzatura sostenere questo referendum, quasi una contraddizione, qualcuno anche ce lo rimprovera amabilmente, in realtà è una forma di coerenza perché si guarda alla realtà, e per evitare che l'equivoco rimanga sul tavolo ulteriormente dobbiamo appoggiare questa soluzione e fai quello che non vorresti fare purché sia eliminato l'equivoco. Ma attenzione, io nel momento in cui facciamo questo, proprio per rispondere alla concretezza, richiamiamo ancora il passaggio che alla fine, l'abbiamo detto prima, se anche il 100% dei veneti vanno a votare e abbiamo il 100% dei sì, politicamente la regione avrebbe un risultato, una forza pazzesca, però è una delle 21 regioni, l'interlocutore dall'altra parte del tavolo è come avesse 21 figli, gli dice beh ma tu sei uno dei 21, cioè con un argomento banale te lo scioglie l'argomento, quindi io per questo dico prepariamoci alla soluzione B. Che era quella che diceva Ziglio sostanzialmente. No, la soluzione B è la soluzione dell'autodeterminazione per via istituzionale e democratica, quella catalana, non c'è, prepariamoci già. Allora io chiedo agli amici che sostengono questo referendum, preparatevi e ditelo oggi se c'è onestà politica, che sosterrete poi il progetto delineato da Indipendenza Veneta, che è per via istituzionale, non è una scorciatoia, non è un qualcosa di fantasioso, è qualcosa che un popolo impegnato come i catalani sta attuando in quella regione della Spagna. Ma con che difficoltà? Con l'ostacolo dello Stato più forte che da noi. Noti bene, noi stiamo perdendo del tempo, lo Stato spagnolo ha attrezzato una resistenza sul piano normativo, sul piano governativo, sul piano anche della minaccia perfino militare nei confronti della Catalogna, ostacoli che in Italia oggi non avremmo. Ma non sarebbero neanche necessari. Non siamo, ecco, esatto. Allora voglio dire, siccome la democrazia è un valore sempre, no, la democrazia è un valore assoluto e questo referendum, l'abbiamo detto tutti, è un referendum consultivo per interpretare, ma paradossalmente consultivo non vale nulla formalmente, ma politicamente è dirompente, è dirompente, è che però è dirompente, ma se non produce il risultato è poi la delusione totale, quindi prepariamo anche il piano B ed è quello che noi stiamo dicendo e credo che gli amici della Lega stiano convincendosi di questo. Noi sosteniamo quest'area a favore del referendum, che peraltro è un'area a tutto campo, perché in Consiglio regionale, diciamolo, che qualcuno non faccia retromarcia. A marzo, quando Zaia ha presentato il decreto della Giunta, il 315 del 15 marzo, mi pare che dichiarazioni ufficiali in Consiglio regionale dal PD ai 5 Stelle, ovviamente la Lega e Forza Italia, NCD, tutto quello che c'è, hanno detto tutti quanti siamo d'accordo per il referendum. Questo è il punto importante, per cui, ripeto, mettiamo già le mani avanti, diciamo per esempio qual è il contenuto di questa trattativa per il negoziato 2. C'è una norma procedurale, se posso dire importante, che è stata modificata l'anno scorso con la legge 7 del 2016, che ha spostato i termini della legge 15 dai 120 giorni ai 3 anni, perché il Presidente del Consiglio della Giunta regionale relazioni al Consiglio e dia notizia dell'esito del risultato della trattativa. Ma non ho visto ancora questo passaggio, è una questione non banale per la correttezza rispetto ai cittadini veneti che tutti chiamiamo al voto per, ripeto, superare questa situazione. Andremo per step, perché per digerire tutto io vedo che molti hanno anche difficoltà proprio ad assimilare certi concetti. Esatto. Sono qua. Sì, Alain Luciani e poi naturalmente... Anche, visto che comunque appunto le prossime elezioni nazionali evidentemente saranno a breve o comunque saranno entro il 2017, sarà motivo per cui i cittadini veneti dovranno scegliere eventualmente senatori e deputati che sottoscrivono, che una volta che andranno a Roma, che siano del PD, che siano della Lega, che siano del 5 Stelle, di qualsiasi partito siano, per l'autonomia voteranno a favore quando arriverà a Roma. Perché ne abbiamo visti tanti, soprattutto nel PD, andare a Roma e votare contro le richieste fatte in passato dalla Lega
sull'autonomia del Veneto, perché ci sono stati tanti passaggi, tante richieste di maggiore autonomia, di federalismo, e li abbiamo visti votare contro, per cui sarà occasione anche di fare quella famosa pulizia che tutti i cittadini stanno chiedendo. Cioè oggi o rispetti quello che il mandato per cui i cittadini ti hanno eletto, oppure devi andare a casa. Non si può più vedere, gente soprattutto del PD, ne abbiamo visti tantissimi che si fanno eleggere nelle nostre province venete, poi quando vanno a Roma c'è qualcosa che è a favore del Veneto e votano contro, perché li abbiamo visti. Il Veneto dice avvocato taglia, se non te perdi a causa. Gli assessori e i senatori siciliani, quando arriva qualcosa per la Sicilia, si spogliano del partito politico, non votano per la Sicilia, votano per la Calabria. Era solo una battuta, non per interrompere, perché mi sei particolarmente simpatico, però siccome la riforma del titolo quinto è del 2001, dal 2005 al 2008 c'era il governo di Lega, bastava che avessero detto tutte le materie. Infatti quando è caduto il governo, quando si stava approvando il federalismo, non serviva neanche la delibera della consulta, non serviva niente, neanche la legge 15, tutte le materie di possibile competenza regionale vengono date. Ma perché non c'eri ancora tu a spiegarlo? Sei simpatico ancora di più. Vabbè, dai, scherzo, però voglio dire, l'ho spiegato perché ci sono dei passaggi. Una battuta a Marchetto, poi diamo pubblicità. Ma io credo che come periodo storico questo sia un periodo storico molto interessante, perché finalmente si stanno delineando le cose concrete, cioè dobbiamo togliere, si stanno togliendo tutti gli alibi. Abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti, cosa è successo in Inghilterra. Quello che è successo in Italia, ricordiamo che il 4 dicembre è una data fondamentale per la nostra Repubblica, e quindi i veri cambiamenti avverranno da parte delle forze politiche, dei movimenti, delle persone, dei cittadini italiani che avranno il coraggio di andare contro il sistema. Non ci saranno più logiche di convenienza, ma qua ci sono proprio logiche di salvezza per la nostra Italia. Quindi non dovremo più chiudere tutti e due gli occhi di fronte al negare certe cose. Che il Veneto abbia bisogno di autonomia ormai è palese, che i veneti debbano contare di più a livello paese, a livello dello Stato è fondamentale, perché purtroppo noi veneti, anche dal punto di vista imprenditoriale, non abbiamo avuto quelle figure che siano riuscite, e pur avendone la forza, a rappresentare il popolo veneto all'interno delle istituzioni, a portare le istanze del popolo veneto. Noi veneti abbiamo dato tantissimo alla nostra nazione, sia dal punto di vista culturale e dal punto di vista economico e produttivo. Questi imprenditori non sono mai riusciti a portare le istanze dei piccoli, le istanze del popolo produttivo veneto, cioè hanno pensato ai loro interessi e poi quando hanno visto che non ce la facevano più, cosa hanno fatto? Hanno delocalizzato, lasciando terra bruciata completa qui in Veneto. Quindi facciamo mente locale e pianifichiamo i passi volta per volta, ma non dobbiamo più permetterci di sbagliare, perché questi sono passi vitali, come quando arriva in pronto soccorso una persona che è ormai in fin di vita e qualsiasi azione che si fa potrebbe essere quella mortale. Chiarissimo. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo, abbiamo anche altre interviste.